si parte e si va a calata. Dopo poi è arrivata la scossa elettrica, sono arrivati i nostri trasportatori, per cui diciamo che si potevano permettere dopo anche di avere il forno in cima alla collina e la galleria in basso, ma normalmente più alte di tutte c'è la ciminiera e più basso di tutti c'è i forni, in tutte le miniere dove il minerale è trattato. Non mi fa male la schiena. Il gas cromatografo che leggeva il mercurio in aria sparava 2-3 mila nanogrammi a metro cubo di mercurio dentro la villa e tutti affassavano, ma come mai dentro la villa? Non mi risulta che è stata costruita, ma che non è che è stata, c'era un forno e è stata riutilizzata per fare la villa e sparava questa cosa qui, quindi dico non riesco a capire. Alla fine abbiamo capito che il parquet di castagno, era di castagno, il parquet dentro la villa, specialmente al piano primo, al piano terra, dove c'era l'ufficio, questo lo dico, l'abbiamo capito dopo, l'ufficio della direzione, era praticamente ogni pezzetto di legno pesava 13 volte, era pieno di mercurio. Il legno aveva assorbito tanto di quel mercurio metallico che sparava in aria, e da questa bonifica, che è stata la prima bonifica in mondo del mercurio, può sembrare una barzelletta quella che dico, questa è stata la prima bonifica da mercurio seria fatta nel mondo. E lì si è scoperto che il legno assorbe tanto mercurio. L'altro materiale che assorbe tanto mercurio è il cemento armato, nella sua microporosità. Vi racconto un fatto quando andiamo giù, poi ricordatemelo. E invece abbiamo scoperto qui a Morone durante la bonifica che il ferro non amalgama il mercurio chiaramente, ma sotto la ruggine, anche con bisturi, sotto alla scocchetta di ruggine c'era le goccioline proprio piene, quindi il mercurio l'aggrediva, come dire, ora ti sistema anche te, ma non riusciva a amalgamarsi, però dentro la ruggine c'era questo mercurio metallico che sono state riutilizzate. Qui sulla destra ci sono due pezzi di condense di ghisa. Le condense di ghisa l'hanno utilizzate nei Cermac, le vedremo a Morone, ci sono ancora. Sono queste. È ghisa. È certo che è ghisa. Questi sono pezzi di condensa. Perdonami, servivano? Allora, c'è il forno Cermac, che è la stufa, quello più basso, lo vedremo oggi pomeriggio. Il mercurio esce poi fa le storte e poi fa le condense. Le prime uscite, dove il calore è molto alto, erano di ghisa i primi Cermac, e questi qui sono i primi pezzi di condensa. Sono interessantissimi secondo me. 4 pezzi l'hanno riutilizzati come fossette. Ecco. Allora, qui ci sono alcune cose che io ho notato soprattutto sul fronte destro del Ciele. Allora, tutti quei muri e quegli anfratti che vanno lì dentro sono, come dire, sospetti, perché non è che questa è gente che sprecava. Prima di fare un muro ci pensava 2 volte, ok? Allora, non so come provarlo, perché anche qui bisognerebbe prima fare una fase di ricerca documentaria, poi una fase sul campo con l'aiuto anche di qualche archeologo con un pizzico di esperienza di archeologia industriale, ma io penso che diciamo che le frequentazioni al di là di questo edificio, che è chiamato dell'imbombolamento ma erroneamente chiamato dell'imbombolamento, quelle diciamo manomissioni al di là di questo edificio probabilmente sono frequentazioni più antiche, medievali, prima, non lo so, però c'è qualcosa di, diciamo, di sospetto. C'è questi grossi muri che sì, hanno un senso per salvaguardare il fiume, ma non vedo perché sono stati fatti solo qui e non più su, non più giù, eccetera. Probabilmente dietro questo edificio c'era qualcosa, si vede anche da come sono messe le pietre e da qualche accenno di galleria. Diciamo, rimaniamo nel mistero, perché quello che dico non è provato. Per provarlo, lo ripeto, bisognerebbe rifare un'indagine sulle carte, avere una consulenza interdisciplinare, minimo, dico, degli archeologi di archeologia industriale, eccetera. Però comunque il Ciele passa, si
si immette lì sotto quella rogaia laggiù, vedete? E passa tutto sotto lo stabilimento. Questo edificio, che è stato alla fine della sua vita utilizzato come uffici e in parte come imbombolamento, ma l'imbombolamento era fuori dell'edificio, lo vediamo ora quando scendiamo giù, questo edificio ai piani terra, a meno che non l'abbiano rimossi, ci sono questi lastroni di ghisa e sicuramente è qui che come bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare un rilievo preciso dell'edificio, guardare i progetti dei Caillot o dell'Aner, quei forni più antichi, prima di Spirek e di Cermak, cioè prima della fine dell'Ottocento, e sicuramente il forno era questo, il forno della metà dell'Ottocento, perché quando è arrivato Cermak e Spirek, la miniera era dagli Asischi, ha funzionato per 50 anni e più. Dove le cuocevano sta roba? Quindi sicuramente il forno era questo. Anche la cura della muratura, e qui quando dico gruppo interdisciplinare, un architetto non deve mancare, un architetto che ha un minimo di esperienza di archeologia industriale, perché per fare un edificio dei forni non si mettevano a fare quei 3 pilastri, 4 pilastri di pietra in quella maniera. Era uno spreco eccessivo, no? Cioè, oggi per fare una scuola, costruisci una scuola, per fare un garage, non ti dico di 4 bozze fai, chiaro, ma prima non erano meno tonti di ora, chiaro, non sprecavano. E quindi, questa secondo me è l'edificio più antico di tutto il Siele ed è sicuramente il più significativo. Anche più ben tenuto, ma ristrutturato. È solo bonificato, perché lì dentro il mercurio sparava, c'è uno strumento di misura nell'aria, fra le altre, oltre le altre misurazioni che sono in acqua, nei terreni eccetera, ma il primo segnale per verificare l'inquinamento è una specie di naso che annusa all'aria per un certo numero di tempo e ti dà i nanogrammi, la percentuale nanogrammi in aria metro cubo. Lì dentro era pauroso. Ma perché ci hanno fatto l'imbombolamento dopo? L'imbombolamento era fuori. Perché c'era il forno allora. C'era il forno. Probabilmente c'era il forno. E dai primi forni rimane sempre... Mercurio balla. Mercurio è strano nella mia esperienza di bonificatore, tra virgolette. Il mercurio, te sei in un punto, a seconda della temperatura esterna, a seconda anche della pressione. Ci vai oggi e trovi tutte le goccioline in terra. Ci vai fra 2 giorni e sono sparite. E dici dove sono andate? Sono evaporate, pensi te, no? Sono evaporate e quindi è avvenuta una specie di autobonifica, no? Poi ci ritorni in quel luogo magari dopo 20 giorni e ricevi le goccioline e quindi mi immagino, questo anche perché i chimici me l'hanno suggerito, è come se questi atomi di mercurio praticamente, cioè, insomma, una certa tensione di vapore evapora facilmente, no? Il mercurio evapora facilmente, ballasse in aria e a seconda delle condizioni poi si ricondensa. È chiaro che sto parlando di ambienti più o meno chiusi, più o meno circoscritti, una collina è evidente che il vento poi lo porta via. Ecco, che ricadono sempre lì più o Sì, meno. è come una specie di equilibrio strano dentro. Se volete l'ambiente. sapere come era qui nel 50-52, era così. Allora, lì c'era magazzino fiduciario numero 1, magazzino fiduciario Quelli me li numero ricordo, 2. l'ho demoliti io quelli, Ecco. 2 edificetti. Quella 2 finestre alte che vediamo, quelle era il responsabile, il sorvegliante dei minatori. Le finestre che sono di là, che c'era un camino, erano gli spogliatoi e cose dei minatori. Quei minatori però che erano quelli che facevano un mese l'anno i fornai, ecco quello lì. Questo signore che era lì scendeva di sotto, c'era una bombola tagliata, ogni 2 ore dan dan dan, era l'ora di andare a tirare le leve e ricaricare il forno di coso. Lì in quella stanza, quella porta lì, c'era l'imbombolamento che il mercurio veniva là nei separatori, va bene, Nella vasca portato. che erano fuori. Lì sotto c'erano sempre depositi perché imbombolavano 200 bombole per volta
numerate, scritte, tappate, tutte per bene e messe accatastate. Sempre con 200 l'ampolla di Amman anche qui. e poi ci veniva messo il bollino e tutto, Bollino, certo. e c'era scritto ad ogni bombola l'indirizzo dove andava, Certo. New York, Yokohama. London e queste cose qui, con il numero progressivo di questa cosa. Questo è il cielo come l'ho trovato. La difesa per gli operai, questa ve la devo raccontare, siccome 2 contadini venivano al lavoro qui con i buoi, portavano il latte ad ogni addetto a forni, sia che quelli gli veniva dato 1/4 di latte il giorno. Poi c'era un affare di ghisa, di porcellana, non mi ricordo, insomma di materiale che ci veniva fatta all'acqua di potassio con un affare come quello che si fa ai cristeri, uno andava lì e si sciacquava la bocca con Era curato, anche a Chernobyl l'hanno fatto. Aspetti, Il perché c'è chiedetto una di cosa latte. importante, non so quali che poi davano il dentifricio e lo spazzolino e alla fine del mese una porzione di olio di ricino che serviva Quello lo faceva 1, 2, 3, 4, 5 colonne belle, eccetera. Dove probabilmente questo trave di cemento armato che se non ci si mette le mani viene giù, dove so posticce, evidente, no? Che il forno vero si capisce guardando questa loggia e poi le arcate dietro, hanno una logica costruttiva. Come dicevo prima, bisognerebbe farci un'indagine architettonica prima, storica e poi, ma è sicuramente così. Anche questo in vecchiaia mi ero ripromesso, invece sono diventato vecchio e non ho fatto niente ancora. Ecco sì. Qui quando portiamo il pubblico non lo facciamo mai entrare. La struttura è messa in sicurezza perché furono rifatti i tetti, le capriate come erano originali, però ecco, vedete come è costruito, queste colonne di muratura e pietra corrispondono al davanti, è comunque un edificio progettato, non casuale, è sicuramente la parte più antica del Ciele questa, la parte diciamo metallurgica più antica. Ve lo faccio fare di ghisa. Queste sono tutte lastre d'acciaio. Sono tutte lastre d'acciaio. Chiaramente a questo punto Ruggino non lo sai, mi immagino, ma dovrebbe essere ferro questo. È ferro, questo è acciaio. sono uguali a quelle che erano qua su all'asciugatoi, lo stesso. Però qui hanno un senso perché il mercurio Sì, che condensava nelle pareti, poi chiaramente se erano tonacate, ora io questo tipo di forno l'ho disegnato ma non l'ho studiato, bisogna fare ricerche, anche ricerche dove l'hanno montato in altri luoghi, in altre miniere, magari. Sì, purtroppo chiusero una specie di fognone dove potevano buttare giù quello che gli serviva, prelevare acqua per come gli serviva. Qui c'era le vasche di pulizia quando io l'ho demolito, ora io non so come lo utilizzavano, probabilmente prima degli estrattori meccanici, quelli che dovrebbe essere rimasto qui erano le vasche dove a mano probabilmente mischiavano la benzina e pulivano il mercurio. Questo cemento quando si è demolito ha continuato a spurgare mercurio nonostante passava i mesi, cioè proprio dentro c'è ancora, guardate, vedi, guarda, ecco, guardate, vedete? Vedete, guarda, anche qua, guarda qua, vedete qua, questo, eccolo qui, il gocciolino, vedete che si muove, no? Cioè, allora, secondo me, quindi avete capito quando portate, ripeto, qual è il cuore del Ciele, il cuore. Poi a un certo punto, alla fine dell'Ottocento, arriva un grande personaggio che è Spirek e Cermak, che sono boemi. Allora le nazioni non erano come ora, anche se ultimamente c'è stato un po' di rimescolamento anche da quelle parti, ma
praticamente hanno impiantato al Ziele, a Badia e al Morone due tipi di forni, il Cermak e il Cermak Spirek, che è una stufa, una specie di stufa, un forno basso, alto 2,50, 3 metri al massimo, che lavorava sempre lo stesso minerale ma con una pezzatura inferiore a 35 mm e chi va in giro per questi paesi noterà a volte o in terra o in un pollaio una griglia di lamiera fatta a buchi tondi di 35 mm. La stessa, ora il telefonino non vi fa perdere tempo, è una specie di vaglio, la stessa lamiera l'ho trovata a Idria un paio di mesi fa quando siamo andati. Dico, mira, l'ho fotografata, vedi la stessa dove era c'è passato Spirek, dico, la stessa griglia praticamente, perché sotto a 35 mm in fino veniva cotto e lavorato nei Cermak, queste stufe basse di cui si vede molte foto, che c'è lo scaricamento e il caricamento, e questi forni erano fatti, ancora non sappiamo bene come funzionavano nel vero senso della parola. Avete visto quei pezzettini di refrattario? Sono tutti giardini da Badia, ce n'è qualcuno anche nel museo fortunatamente, però sono tutte quelle cose. Quindi il Cermak che lavorava, non mi ricordo, lì c'è una documentazione proprio scritta di quanti erano e quante tonnellate, te li ricordi te? 7 forni. 7 Cermak? Sì, 2 grandi e 5. Esatto, c'erano 12 tonnellate o da 12, da 8, non mi ricordo, comunque perché più erano lunghi e più lavoravano. Comunque c'era Cermak a basso e poi c'era invece gli Spirek cosiddetti a torre. Questa è la tipologia dalla fine dell'Ottocento in poi. I Cermak fino a 35 mm, i torre da 35 mm in poi. Questo è importante perché tutta la tecnica di cottura e tutta la tecnica fino ad arrivare alla cottura è legata a questa separazione. La frantumazione, quindi prima l'asciugamento, l'asciugazione e la frantumazione. Per il Ziele avveniva in questo edificio. Se non mi sbaglio ci sono proprio le date, se non sono andate perse. Di edifici dove da sempre credo è avvenuta la frantumazione e l'essiccazione, però si vede bene la stratificazione e le continue modifiche e ammodernamento. Credo che lì si leggeva almeno l'anno. No, mi sembra che c'è scritto là. No, c'è due date se non mi sbaglio. 1891 e Non mi 1936. ricordo. Perché stavo dicendo che dalla fine dell'Ottocento arriva questa tecnica di cottura che seleziona il minerale, diciamo, in due tronconi, il fino e il grosso cosiddetto, sopra a 35 mm e sotto a 35 mm. Il problema della produttività di questo minerale è che il calore raggiungesse l'interno della roccia. Più fino è e più ci arrivi, ma più fino è più ti costa frantumarlo, selezionarlo, essiccarlo, eccetera. Più grosso è e prima fai. Questi due forni al Ziele erano presenti come al Morone e come a Badia. Al Ziele sono rimasti per fortuna i torre modificati, poi le vedremo. E l'altra cosa importante del Ziele, una è questo forno e l'altro sono i torre che ci sono. Questi due elementi di tecnica di cottura sono gli elementi per cui la candidatura UNESCO può essere messa in piedi, solo questi. Non lo dico io, lo dico esperti che sono venuti con me a visitare queste miniere e hanno detto: non i forni, non le abbadia, non le cattedrali, non le chiese, eccetera. Questi due forni, l'elemento principale della candidatura UNESCO, l'elemento sono i torre al Morone e qui. I Cermak che non ci sono più, a Morone c'è solo l'impronta. Queste sono le cose più importanti di tutta la Miata. Fermo restando lo stabilimento Abbadia, il Ziele, il villaggio, è tutto importante, non c'è dubbio, l'antropologia culturale, la sociologia, tutto quello che si è detto su per la strada, no? È importante, però l'elemento proprio su questo. A me dispiace che di questi elementi, lo dico come suggerimento, non lo voglio dire come critica,
i nostri amministratori dovrebbero puntare gli investimenti su queste due cose, che perse queste due cose, il resto serve poco. C'è un forno pacifico in questa maniera, ci sono anche forse a Izmir, ancora in Turchia, un'altra miniera di mercurio, ci sono in Algeria probabilmente, ci sono al Siere, dico al Morone, non ci a Badia c'è il suo compagnolo, il Nesa come tipologia di forno, però non è così, mentre questo e i torri che vedremo fra poco sono proprio un elemento importantissimo. Un cilindro, avete presente una torta da matrimonio con tutti quei piatti, ok? Immaginate una cosa del genere. Invece della panna ci viene messo dall'alto il minerale, viene caricato. In questo caso, nell'ultima fase, il minerale, dopo l'essiccazione eccetera, camminava con un nastro trasportatore, arrivava in cima al forno e in cima al forno c'era la cosiddetta bocca di Spirek. Questa era già importante qui, ma soprattutto quando lui ha inventato, l'ha brevettato, non è che l'ha inventato il caricamento di Spirek, perché in alcune foto a Badia, ma foto anche del Morone, si vedono i caricatori del forno, i fornaia in cima al forno, quel fazzoletto qui legato qui, e aprivano il forno caldo e buttavano giù il minerale. Immaginate che zappata di mercurio caldo a 1800-1000 gradi le arrivava nei polmoni. A voglia al latte, a voglia al latte. Anche la nutrici la facciamo. Allora loro si sono preoccupati, non credo tanto della salute dei fornai, in parte sì, ma soprattutto quando aprivano il forno gli andava via tanto di quel mercurio vaporizzato che perdevano soldi. Quando dico soldi dico che pensare che negli anni 50 una bombola aveva un prezzo, un fixing alla borsa di New York dove era stabilito il prezzo, la quotazione, era quasi vicino all'oro. Cioè se portavi via a casa un cucchiaino di mercurio come quello là, portavi via una manciatina d'oro. Se ti chiappavano non c'era commissione di fabbrica, sindacati, andavi a casa immediatamente. Chiaro? Quindi le perdite di mercurio è un problema che loro hanno sempre avuto. Lo vediamo anche sotto a questi forni, poi vi faccio vedere un'altra particolarità. Ma il caricamento di questo, eccolo guarda, il caricamento di questo forno avveniva attraverso una doppia Spirek che ha brevettato una specie di doppia ghigliottina. Apriva il forno e si chiudeva il forno sotto, metteva il minerale, richiudeva sopra e si apriva e andava giù il minerale, cioè in questa maniera una specie di valvola, c'è proprio un disegno particolare che lui ha brevettato questa cosa. Il caricamento di questi forni avviene attraverso questo meccanismo. Poi il minerale viene messo nel primo piatto, questi piatti sono collegati a un perno, lo vediamo ora sotto, anzi lo vediamo subito. Questo è il perno che fa girare tutti i piatti del forno, quel perno verticale, e attraverso i motori cominciava piano piano, poi vi dico i meccanici, i riduttori, lo spunto, chi ha un minimo di conoscenze meccaniche sa che non è che si accende la corrente e gira, no? Prima di farlo partire, ecco tutta una serie, no? Chi si brucia, sa quante volte la valvola, no? Quindi c'è tutto un meccanismo, questi piatti giravano ad ogni livello, vi stiamo parlando che era già arrivata la scossa elettrica, come la chiamavano loro, era già arrivato gli oli pesanti, i gasoli eccetera, quindi veniva scaldato a gasolio, ci sono bruciatori a ogni livello e il minerale veniva messo nel primo piatto, incontro c'è i cosiddetti pettini, nel Nesa a Badia lo vedremo meglio perché ci si può mettere la testa dentro. Anche qui non mi ricordo se c'è qualche bocchetta aperta, ci sono dei pettini che man mano allontanano il minerale verso l'esterno e lo fanno cascare nel piatto sottostante e via via così, in controcorrente il calore, il minerale sopra viene cotto e alla fine nella tramoggia di scarico che sta qui sotto
viene via il rosticcio, il minerale esausto. In questo caso, essendo un materiale di grossa pezzatura, non piccola, questo non lavorava il fino, questo lavorava... No, questi lavoravano il filo. Sì, fino, cosiddetto fino per i facili, ma non il fino di Cermac, ok? Mentre Cermac lavorava il fino e la scarica veniva sul fiume e veniva portata via dall'acqua, ci sei polvere, questi lavoravano un minerale che veniva scaricato ma poi veniva recuperato attraverso i nastri che si vedono, portato ai silos e non mandavano in discarica, era un materiale eccezionale per i fondi stradali, per le massicciate eccetera, perché era totalmente anidro, privo di acqua, perché usciva da un forno caldo, veniva caricato nei camion, veniva fatta la massicciata stradale, ecco perché E compattava. tutta la Toscana, bastava bagnarlo, diventava un cemento armato, un blocco eccezionale. A differenza delle chiacchiere che sono fatte in questi anni, è carente, vuoto di mercurio. Ci può essere mercurio presente, ma solamente a un'analisi qualitativa c'è presenza di mercurio, ma è ancora come forma di solfuro, cioè la molecola l'atomo di mercurio e l'atomo di solfo sono ancora legati, per cui quando si fa un'analisi sotto una strada del Grosseto e dice cazzarola c'è il cinabro del cielo, c'è il mercurio, no, te sei un somaro, non c'è il mercurio, te sei un somaro con le orecchie lunghe. La molecola di solfuro di mercurio, quando è stabile, quando è legata e non è sciolta a 800 gradi in su, è una terra, la può mangiare a cucchiaiate, non ti fa niente, cioè è inerte. Diventa pericoloso quando questa molecola si scinde, chiaro? E quindi il rosticcio veniva usato e venduto come sottoprodotto della produzione, era un materiale, sarebbe ancora diciamo un materiale ottimo. È come se vi dico che in casa, sapete tutta la polemica del PVC, del polivinilcloruro che è cancerogeno eccetera, ma in casa il cloro lo mangiamo tutti i giorni, non il sale, mica nessuno si scandalizza, no? Però se arriva un imbecille e dice come mangi il cloro te? Non ho capito, allora che devo fare? Devo mangiare sciocco? Chiaro? Concetto, tanto per, no, perché poi qualcuno vi farà delle domande, qualche visitatore, ma il mercurio comincia a essere pericoloso quando è metallo. Diventa pericolosissimo quando arriva e entra nella catena organica. Vedremo nelle prossime lezioni questo aspetto diciamo più chimico della cosa. Quindi Sauro, comunque, poi ti vedremo nelle prossime lezioni. Quindi il rosticcio, il sole a quei 30-35 gradi non sviluppa vapore di mercurio, assolutamente. Comunque io vi posso... Queste erano una delle dicerie che ho sempre sentito. Aspetta, Quindi la prima di dicerie. in maniera naturale. Aspetta prima di farti vedere. Dunque Queste sono noi... dicerie che senti. No, io vi dico che noi giornalmente facevamo un controllo di perdita nei rosticci, ma mai abbiamo fatto un'analisi qualitativa per stabilire se il rosticcio conteneva solo cinabro oppure cinabro e mercurio metallico. Allora, sono state fatte invece successivamente, sono state fatte quando il procuratore di Grosseto, tale... non mi ricordo più, che poi fu chiappato con l'orologio donato, come si dice tra virgolette, e le smise anche lui quando lui sequestrò tutte le sorgenti dell'Amiata. Ha un somaro con le orecchie, un chimico, probabilmente l'aveva chiesto, mi guardi se nelle sorgenti di Santa Fiora c'è mercurio di arcidosso? Aveva trovato mercurio, ma aveva trovato, trasportato dall'acqua potabile, dei microgranuli di solfuro, quindi inerte, però l'aveva analizzato, c'è il mercurio. Ma che vuol dire se c'è il mercurio? Non vuol dire niente. Così i rosticci furono analizzati, fatti dei prelievi, soprattutto a Grosseto, perché Grosseto è piena le strade sono quasi tutte fatte di sottofondo di rosticcio. E il mercurio nella sua presenza pericolosa metallico è 0,00000, cioè sì, si balla già anche a meno di 30 gradi. Quindi questa è la precisazione ma c'è importante, bisogna, signora, vedete, questa è una società fatta come dice Umberto Eco, dove tutti sparano cazzate, basta scrivere e poi diventano legge, ma non è così. Chiaro il concetto? Quindi il rosticcio va via,
da qui viene buttato sotto e va via. Qui sotto, dove sono stati impiantati i Pacific, ci sono dei progetti, delle tavole dove si vede, qui erano impiantate le batterie di Cermak, perché erano sul fiume e i torre erano invece distanti? Perché i torre Spirek, Cermak Spirek, comunque recuperavano il rosticcio pesante sopra 35 mm, non un masso così, perché sennò il calore non ci arriva mai dentro, no? Perdevano, non è che era, è chiaro, qui scaricavano il fino, proprio la polvere, lo buttavano nel fiume e via. Poi si apre un altro scenario dove c'erano delle squadre che raccoglievano lungo i fiumi, addirittura venivano subappaltati questi lavori, chiedevano l'autorizzazione e ci sono degli iscritti, soprattutto al Ziele, che probabilmente avevano più perdite che di Abbadia, vedono subappaltata la possibilità di andare a tirare via da lungo il fosso proprio col cucchiaino il mercurio. Chiamavano la mignonetta, no? Lo sticcio che esce e a ogni forno corrisponde una batteria di condense. Qui ce n'è rimasta una, ma Ce n'è rimasta solo una, è stata lasciata in maniera significativa, ma ogni forno aveva una propria batteria. Aveva una batteria di condense che è questa, la vasca di raccolta del mercurio, il mercurio usciva dal basso, veniva immesso nell'estrattore, questa è una macchina che è una specie di frullatore dove ci veniva messo a mano le sacche di calce, girato. Poi attraverso dei tubi, mi pare non so se sono rimasti, forse no, mi sembrava che l'avessimo lasciati, però attraverso un tubo veniva portata all'imbombolamento, che nella fase dei Pacific non era là l'imbomolamento, mi sembra che era di qua, però era da quest'altra parte, ok? Perché la calce? Perché la cottura del mercurio non viene eseguita in forma indiretta come avveniva in forma muffola, dove non c'è contatto tra la fiamma e il pezzo di minerale. Qui c'è contatto tra la fiamma e il pezzo di minerale e siccome il combustibile era gasoli non raffinati come quelli di ora, diciamo una cosa a mezzo fra Olio combustibile. sì, ecco, un ghiaccio che olio, puciava ecco, un olio fumo, fuliggine, eccetera, il mercurio veniva pieno di queste sporcizie. Impurità, E invece impurità, grazie del suggerimento. E qui dentro veniva rettificato, pulito e poi andava all'imbolamento. La calce puliva, la calce assorbiva tutta la fuliggine, anche in parte il mercurio. Per cui poi la calce non è che veniva buttata, veniva rinfilata dentro, diciamo che ultimamente ha preso il nome dei neri, ma i neri erano un'altra cosa proprio all'inizio però diciamo che li consideriamo neri, cioè roba sporca che conteneva mercurio. Sì, no, venivano rinfilati e ricotti, praticamente non si buttava niente. Vi stavo dicendo delle perdite, sono rimaste in piedi. Sotto ai forni, siccome nonostante che i forni erano stagni, nonostante che si cercasse, il mercurio è veramente, quando l'hanno rappresentato nell'iconografia, nella mitologia con le ali, è perché non si riesce a capire da dove ti scappa, ma ti scappa da tutte le parti, sotto i piedi, nei buchi, nelle fessure, eccetera. Qui comunque c'era un'atmosfera, come abbiamo visto le goccioline là, che praticamente camminavi nelle goccioline di mercurio nonostante tutte le tecniche raffinate per non perderle. E sotto ai forni, qui ma anche al Morone, nei stessi forni, li vedremo meglio, c'erano delle canaline, ogni tanto delle buchettine rotonde dove c'era il recuperatore che veramente col cucchiaio recuperava il mercurio sotto i forni. Anche a Badia, certo, in tutto. Alla fine delle condensazioni Arrivavo, le camere di calma. Allora, stavo dicendo, quindi i vapori escono dal forno, vedete quel tubo, praticamente fanno come nella distillazione alla grappa, tutti su giro. Sotto quella parte che vedete sopra l'estrattore è piena d'acqua, gorgogliano i vapori, lasciano il mercurio più possibile, alla fine
sopra la struttura di cemento armato, diciamo un tino di legno, soprattutto di legno. Perché di legno? Vi ricordate quando ho detto si è capito che il legno riesce a Assorbire il mercurio? Era così chiamata la camera di calma, l'ultima fase dove il fumo si rallentava il tiraggio. Qui poi apro una parentesi e la richiudo sui tiraggi quando affronteremo nei prossimi giorni, se no tutto oggi va bene, no? Il problema dei tiraggi dei forni, vedete che non basta accendere il forno e aspettare che scatti il fumo dalla ciminiera, non è così semplice. Nella camera di calma, dopodiché dalla camera di calma, che veniva anche lì raccolto l'ultimo proprio gocce di mercurio, i fumi andavano attraverso un condotto, passava sopra i forni, sopra il muro esterno, passava sopra i forni e arrivava alle ciminiere, erano due, almeno io ho trovate due, poi una è stata dovuta battere perché era già piegata, una è rimasta. Allora, il condotto, l'ultimo tratto di condotto che partiva da là fino lassù, era fatto di mattoni forati, leggero perché stava in cima alla struttura. Vi racconto quando è stata demolita, perché qui è stato usato un escavatore con un braccio enorme, insomma ci sono filmati, le foto eccetera. Io ero giù verso sotto ai forni a torre, a un certo punto l'escavatore lavorava, butta giù una parte di questa condotta, un lampo incredibile, un lampo, una luce accecante, un lampo, e io ho detto, non la spegno, ho detto, No. Azio, Azio. Dico, ha beccato un filo, un cavo dell'alta tensione. Mi è venuto un brivido perché la prima cosa quando lavori qui ti devi assicurare che non ci sia tensione eccetera. Un lampo incredibile e uno scroscio di mercurio come aver buttato giù 2 o 3 bidoni pieni da petrolio di mercurio, uno spaglio come si chiama da queste parti, incredibile, che ha fatto un lampo come un tono insieme al rumore. Allora la camera, l'ultimo tratto del condotto che arrivava alle ciminiere era così impregnato di mercurio che è arrivato giù, sono andato lì sotto, siamo andati lì sotto, era pieno di mercurio. Dopo un quarto d'ora non c'era più niente, per dirvi il mercurio con la luce. Ha fatto una cosa, io ce l'ho ancora presente questo, incredibile, per dirvi il lampo, perché come lui ha rotto tutto il mercurio che evidentemente si era incurinato dentro i buchetti dei forati per anni, tanti anni, come lui l'ha rotto è cascato giù. E siccome quando il mercurio è visto come brillante, col sole è una cosa fatta con un riflesso, più c'è il rumore dell'escavatore con un braccio lungo da 15 metri. Non ti vogliono fare il mestiere, ma figuriamoci. siccome hanno dato nell'occhio. No, certo. Quando io salto Questi cerco erano di dei semplificare. cicloncini di depolverizzazione. Ovvero? Praticamente la parte che Pulverulenta. diciamo, pulverulenta che veniva trascinata da questa corrente d'aria ascensionale, praticamente si portava via la parte più sottile del materiale, e questa parte sottile se te la mandavi in condensazione, le condensazioni si sarebbero tempo ore. O perdevi mercurio. O perdevi mercurio. Andava via. Quindi c'era tutta una batteria, vedremo anche a Badia nei Forniculde, che c'è questi cicloncini che avevano il compito da battere polveri. Soprattutto venivano vendute alle società. È arrivato un altro tipo di combustibile, prima la nafta, che non era la nafta dell'ultimo, dalla società nafta è una società, poi vedremo, e quindi sono stati modificati, per cui sono stati introdotti dentro questi tini dei bruciatori a vari livelli. È un po' il sistema di surriscaldamento che poi è stato utilizzato nei forni successivi, che sono i Pacific o il Nesa. Va bene? Allora, vedete le uscite delle condense. Ogni coppia di uscita è un forno, quindi 1, 2, 3, 4, 5, è una batteria di 10 forni. Lo vediamo un po' quando si gira. Da lì usciva il vapore, misto tra mercurio, aria calda, umidità, stuppe come dicevano i tedeschi, cioè l'impurità eccetera. Qui sopra
subito qui sopra c'era le condense, io l'ho dovute demolire queste, ci sono le foto, ma le condense di cotto come era il molone, impregnate di mercurio che non ti dico, col senno del poi forse qualcuna poteva essere anche salvata, però all'inizio delle bonifiche sembrava che questo mercurio dovessimo morire tutti da un momento all'altro, invece poi per fortuna si è anche un pochino riequilibrata il concetto di pericolosità del mercurio, ma eravamo sempre figli della baia di Minamato, sempre figli del pesce a mercurio, quindi erano un po' anni ancora per cui le condense e poi i fumi camminavano lì sopra, alla fine insomma il concetto dei forni neta che vi ho detto prima è lo stesso. I rosticci giù molto a basso, ci sono ancora macchinari, venivano estratti del basso e attraverso questo binario, sempre ancora, andavano verso silos per l'utilizzo del geoprimario. Non c'era il canale di scolmatore, vedete che è stato costruito un altro canale sopra perché tutta l'acqua del Siere passa attraverso due condotti murati a mattoni, bellissimi perché ci scorre ancora il fiume sotto e io ci ho portato ragazzini delle elementari, anche più piccini, con il mettino si entrava incosciente, poi non è così pericoloso. Siamo entrati giù a basso e si sbuca qui sotto ai forni. È un percorso didattico molto bellino, divertente, cammini tra l'acqua ma non è tanta, chiaramente ti sta attento quando arrivi il temporale che ti porta via, perché sennò ti porta via. Se la piena, Ecco, con un pizzico di incoscienza, però insomma questo per dire che anche questo è un percorso che andrebbe valorizzato e fatto. Il canale scolmatore è stato fatto perché le leggi sulla protezione della discarica che è giù a valle, dove sono stati raccolti tutti i materiali inquinati, tombati, messi sottoterra con varie tecniche, non si può permettere che avvenga una lesione e la porti via. Qui il canale scolmatore è quello di fatto con da più all'acqua ad ulteriore garanzia che non avvenga un evento catastrofico nei prossimi anni. Ecco, vediamo queste qui. Queste duravano un anno, ogni anno andavano cambiate. Qui c'è un movimento alternativo, qui ci passava il naso. Se guardi sotto però stiamo... Perché io ho un campo di casa, ho lavorato 28 anni. Quanta terra montavano. Lo sai che io mi Una volta che ci vedi da solo. Io penso che se qui fanno una rilevazione di mercurio nell'aria siamo un po' fuori limiti. Certo, questi sarebbero percorsi da farli fare. È vero Marco? Caro mio. Risistemato, ripulito. Guarda che bellezza, guarda. Ma anche a livello di meccanica, non lo vedi com'è? Però c'era sempre... bella a vedersi, a visitarsi tutto, ma Non ci si può andare. questo è uno dei insieme delle meraviglie. Questo perché è unico, capito? La prima volta che sono entrato io qui dentro, mi chiamai i vigili del fuoco, eccetera. C'era anche vicino lì. Mi pare, sì, bravo. Però perché? Dunque, fu tappato perché c'è un pozzo che vede dal basso, cioè e Raffaello un altro pozzo. Qui dove si arriva è Raffaello? Il Raffaello. Però c'era anche un altro pozzo che veniva su gas, insomma, poi fu chiuso. No, ma diciamo la diretta che va verso i temporati, quella non è stata mai esplorata allora? Il pezzo là mi sa che il Niccolini ce lo mandai, io non ci andai, Marcello ci deve essere andato dentro, scusa. Però mi ricordo anche poco, un sicuramente perché ragazzi, passa l'anno così ti imbambisce un pochino. Perché sarebbe, al di là del fatto che di là ormai non è arrivato, quindi è un problema, no? Allora sarebbe sempre quel discorso. Sai che mancherebbe Poi bello era perché là ci sarebbe la direttiva, ma poi c'era anche la possibilità là sotto con lo scambio, vedi andare su e poi ti giravi lì come se era proprio
Questa è una galleria di carreggio, proprio la tipica galleria di... Assolutamente. Stanno tolto. Questa è una parallela di quello che c'era prima. Io mi ricordo l'Alberto quando è stata la giardiniera di Carbone, che Dove sei stato? A sono andato a Marcinelle e a quell'altra Sì, a come Guardia Cazzì. a Guardia Cazzì. No, quell'altra vicino a Marcinelle. È un nome strano che non mi viene mai. E allora noi ci hanno fatto quel pozzo, ci hanno fatto andare un po' il pozzettino livello qui, no? Poi ci hanno fatto fare circa 300 metri di galleria. Sentite di fascino e anche un po' di pericolo se no? Quindi passeggiamo non si dà bisogna fare stesso, semplice cammino meglio, ma proprio cammino meglio, no? Ho una scintilla. Se la spangiamo, per un di tempo che ho Lo so. da lassù entravano lassù, poi vedi sul cima dove c'è il pozzo, vedi che Poi ho consigliato a Dario se invece di portare quell'elmetto che va giù con il pozzo come veniva con la sparata, c'erano le gabbie che facevano così. Madonna. Quando si Ma voi ci avete lavorato qua sotto? Io Sì. Ma c'era una guida della più gara. profondo di questo ho lavorato. Questo è più Io profondo di ho lavorato al pozzo 2, era 320 metri, questo è 280. Scusa, ma una guida della gabbia quando veniva calata c'era? Questi, ecco, quelli di fianco, quei quelli pali di di legno. Vedi quelli? Fresca. Come l'ascensore, una di qua e là, ora stanno crollando. Infatti lo dice Fabbrini. Oh, so È un 40 libro anni. durissimo, E non so nella come usa multimediale che faceva così. Pensate. Pensate, Fa paura se la loro. il pozzo 2 è stato fatto tutto in cemento armato, ma vi dico come un ascensore di un palazzo. Appena messo in funzione avremmo usato la miniera. Ecco. Ma questo funzionava solo per gli operai o è salita anche il Non ho visto materiale? il minerale e l'operaio. Minerale operai? Sì. Poi a fianco a questo c'è due pozzi, uno di aspirazione e uno per portare via i cattivi odori. Perché come va detto il Mambrini, la miniera non esiste se esiste solamente un pozzo, certo. perché sennò si fa tutti la morte di topo. Perché? Galleria comincia da alla fine non si vede. qui sopra, C'è 280 Si vede. Si vede tanto. attento, poi le gallerie diciamo che Qui a noi Quelli che chiudevano il cancello. sette portoni mortali. Qui. Non in questo posto, per esempio. Ma è di No, il pozzo 2, il pozzo 4. Pietro, perdonami, spiega un po' un secondo. Non Qui avendo- entra la gabbia, giusto? che- Qui entravano le gabbie qua dentro, qua sotto. erano dei pozzi. Sì, e qui? Questi erano cancelletti di sicurezza per l'accesso al pozzo. Per l'accesso al pozzo. Quando le gabbie si Si apriva usavano soltanto con la presenza della gabbia in tante piano. volte la gabbia. Quando la gabbia era in piano, loro si apriva per il questo lo diremo cancelletto. questo lo diremo Quindi era una protezione. le sale perché arcano tanta
molta gente, largano, sai anche che c'hai in tunnel, mi sembra, Sì, esatto. Dov'è la gabbia? è molta giù per Noi fuori. giù, boom! Spingendo il vagone non hanno trovato la gabbia Perché e sono gabbiate passati in giù insieme ai capo, vagoni. no? Ma in qualsiasi altra parte ma perché hanno rifatto niente? Dall'inverno le lampade li tengono spenti per farvi del culo oppure perché funziona? Sì, sì. Per farvi del culo. Secondo me sì, dal senso della miniera. Sembra Però che furono fatti? io ti dico che i figli di miniera non lo poi non è che eravamo delle figure ben definite, nel senso che eravamo a donazione che facevamo tutto. Quando chiamavano la gabbia, tutti gli effetti e le metteva dentro Batterie, erano caricate. erano chiuse sigillato. Sì, al posto di batterie non è aperto. No, è la fatica, perché allora, se so il piombo non possono mai arrivare a fine, se arrivano a fine le ultime No, non ti durava. no, se invece la batteria è attaccata, però c'è l'effetto la porta a zero, quindi vuoi sapere che tecnologia Per ogni ipotesi io ho montata una e l'ho messa sotto carica, un pochino teneva ancora, il ferro è che la mia. Sì, la tua. si detto che le miniere erano tecnologicamente avanti. E c'aveva anche due luci, quando la mettevano nel quadro mettevano in casa. Noi ce l'avevamo un po' per la platina ce l'avevano per la Grazie.